Soluzione per l'ospedale di Ribera, questo è il lavoro fatto dalla Commissione Sanità presieduta dall'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, salvaguardare la Fondazione Maugeri da un lato, dall'altro realizzare il reparto Covid come prevede la rete ospedaliera. Dopo tante polemiche, afferma l'onorevole La Rocca Ruvolo, si è trovata la soluzione, sia dove allocare il reparto della Maugeri al suo interno e dove sistemare il reparto Covid al primo piano della struttura ospedaliera di Ribera. In queste settimane abbiamo lavorato tutti insieme a trovare soluzioni per l'ospedale di Ribera. Da un lato salvaguardare la Fondazione Maugeri che è allocata all'interno dell'ospedale, dall'altro lato realizzare il reparto Covid così come la rete ospedaliera Covid prevede. Devo dire che dopo settimane di interlocuzioni, dopo settimane di confronto e anche tante polemiche, a volte anche inutili, la soluzione è stata raggiunta, è stata trovata l'alternativa a dove allocare il reparto della Maugeri mantenendolo all'interno dell'ospedale di Ribera e come continuare i lavori per il reparto Covid che sarà allocato al primo piano. Per tutto questo voglio ringraziare la tenacia, la disponibilità, l'attenzione che l'assessore Razza ha avuto per il nostro territorio, per la città di Ribera, per l'ospedale di Ribera, per l'ASP di Agrigento. Voglio ringraziare il direttore generale, il dottore Zappia, per il lavoro che in questi 3 mesi ha fatto, da quando è arrivato non ha cessato un momento di trovare soluzioni e momenti di confronto che sono stati fondamentali anche con le autorità locali, l'ultimo la settimana scorsa con il neo sindaco, l'avvocato Matteo Ruvolo, che da subito, dal suo insediamento, si è attivato assieme a tutti noi per trovare soluzioni che fossero congrue con scelte di buonsenso da un lato, di attenzione al territorio dall'altro, del mantenimento di ciò che all'ospedale di Ribera c'è e dall'altro lato far sì che l'ospedale di Ribera possa in questo primo piano trovare la collocazione all'ospedale, il reparto Covid. Per tutto questo voglio ringraziarvi. Quando saranno firmati gli atti, ieri sono stati fatti dei sopralluoghi, trovate le soluzioni e portato avanti il lavoro, il tutto diventerà ancora più tangibile. Intanto grazie a tutti per il lavoro che abbiamo fatto sinora.